È il ragazzo migliore del mondo. Non doveva succedere perché Dio si prende sempre i più buoni. Non doveva succedere. Era tutta la mia vita. Abitava con me. Abitava con la nonna a Villorba Samuel Mazzon, l'ingegnere 29enne morto nel terribile incidente di Maserata. Nella casa in vicolo Cansiglio è un via vai di amici e parenti che si stringono a nonna Adriana, manifestando affetto a tutta la famiglia, ai genitori, al fratello e alle 2 sorelle per la tragica scomparsa di un ragazzo che tutti definiscono d'oro. Colto, studioso, pieno di vita e di interessi, Samuel, dopo il diploma al Duca degli Abruzzi a Treviso, si era laureato a Udine in ingegneria gestionale. Collaborava con varie aziende ed insegnava informatica, matematica e quest'anno meccatronica al Barsanti di Castelfranco. La partita IVA si era messo anche come professionista, infatti sì, però siccome lui era molto bravo, cioè non è che perché viveva qua con me abbia mai pensato tanto mi mantiene la nonna, lui si è sempre mantenuto, lui ha sempre pensato per sé, per lui, per me, per tutti, è molto responsabile, vero? No, era unico. Aveva tante passioni Samuel, la più grande, quella del volo, e proprio ieri sera, alla guida della sua 500, stava andando a Oderzo per frequentare una lezione di volo. Aveva anche realizzato un laboratorio nella Rimessa dove, da ingegnere qual era, voleva concretizzare il suo sogno. La sua passione del volo, tant'è che lui aveva cominciato a fabbricare un aereo. Là se l'è fatto per quello che la casa, per fabbricare un aereo. E allora era una cosa un po' che tutti pensiamo sia difficile, ma qualcuno gli diceva tu hai un sogno, tu ci devi provare, non devi un giorno dire perché non ho provato a realizzare il mio sogno, non devi avere rimpianti, se va bene, se va male non importa, però tu ci hai provato. Lui era